La sindrome delle gambe senza riposo tende a prevalere nel sesso femminile e si presenta quando la persona si trova in una condizione di quiete, a riposo, per esempio a letto. In quel momento la persona spesso riferisce la comparsa di una sensazione di nervosismo, di dolore alle gambe e la persona si sente costretta a muovere le gambe perché questo produce un miglioramento clinico. Questa sintomatologia spesso si può presentare a sé stante, spesso con anche familiarità, però qualche volta lo possiamo riscontrare in un contesto fisiologico come l'ultimo trimestre della gravidanza. Altre volte può essere secondaria anche all'uso di alcuni farmaci della categoria neurolettica o antidepressiva, altre volte ancora in condizioni di malattie più complesse, soprattutto neurodegenerative come nella malattia di Parkinson. In un'altra quota di pazienti questa sintomatologia può essere legata invece a una patologia del sistema nervoso periferico, come per esempio le neuropatie legate al diabete o una grave insufficienza renale. In ogni caso è possibile un approccio terapeutico che può migliorare notevolmente la qualità di vita della persona. Il primo passo sicuramente è parlarne con il proprio medico di medicina generale.